Terminally pretty. She held him up and he held her for ransom in the heart of the cold, cold city. He had a nasty reputation as a cruel dude. They said he was ruthless, they said he was cruel. They had one thing in common, they were good in bed. She'd say, faster, faster, the lights are turning red. Life in the fast lane. Più, anche se oggi la strada l'hanno chiusa per noi, vero Beppe? Via. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa presentazione. Riteniamo doveroso che la squadra della web Gestione Cividale si presentasse alla comunità alla vigilia della prima gara ufficiale che sarà domani a Palasport di Trivignano contro Mestre nella Supercoppa del Centenario. Io perdo pochissimo tempo. Davide Micalic, presidente della squadra, ti lascerei il microfono. Prego Davide. Buongiorno a tutti, ben ritrovati, benvenuti, soprattutto benvenuti a noi a Cividale. Facciamoci un bel applauso. Salutiamo anche gli amici che ci seguono in diretta Facebook. Grazie Beppe, dove sei? Grazie Beppe Ruolo, in rappresentanza della comunità. Grazie a Cividale che ci ha accolto alla grande. Mi sembrava doveroso e quanto mai dovuto il fatto di essere qua oggi noi che siamo arrivati in questa meravigliosa cittadina. Prima bevevo un caffè con i miei amici compaesani, io li vedo che sono i miei amici abbonati, Gianni e Luciano, che sono qui venuti da Campoformido. Lunga trasferta, Gianni, da Campoformido. Eravamo a bere un caffè, guardavamo questo scorcio, è troppo bello Beppe, troppo bello, la città è incantata. Grazie per averci accolto così bene. Io ho invitato un po' tutti qua, anche saluto gli amici della Bocciofila. Dov'è il presidente? L'abbiamo visto prima, il presidente della Bocciofila, come anche il presidente del Pallavolo, se non sbaglio Beppe. Noi siamo arrivati qui in punta di piedi, ma cercando di dare il nostro contributo. Devo dire che finora l'accoglienza è meravigliosa, come crediamo già di esserci messi in condizione di farci voler bene. Ci alleniamo duramente nel palazzetto, domani inizia l'attività e quindi tutto procede per quello che è il verso che abbiamo individuato e immaginato. Chiaro che viviamo in una situazione un po' particolare, abbiamo fatto già tanti abbonamenti ma poi ci siamo fermati. Chiaro che aspettiamo le ultime indicazioni, ma chi volesse abbonarsi, qui c'è anche Consuelo, perché chiaramente più siamo più ci divertiamo. L'obiettivo è di dare vita a questo palazzo meraviglioso che è stato chiuso troppi anni, Beppe, fra virgolette, e che è stato uno dei motivi per cui siamo arrivati qua. C'è stata questa convergenza, direi quasi magica, che si sta concretizzando in una grande realtà. Io vedo qui davanti a me Adriano e la famiglia Lucci in rappresentanza. Un bel applauso per chi ha creduto in primis a questo progetto, ma sono tanti grandi uomini di sport. Vedo Mario Colonnello che ha scritto pagine importanti qua del basket cividalese. Ciao Mario, ben arrivato. Vedo Alberto Andriola che col suo baschin fa parte integrante del progetto. Lucianone, Enrico Bono, ciao Luciano, grande presidente. Poi ho visto Tiziano Lorenzon. Ciao Tiz, scusa Tiz, vieni qua al volo, scusate, devo fargli dire, vieni Tiziano. Tiziano Lorenzon forse è stato il più grande giocatore dopo Carlo Nobile e Pippo Carniello a giocare a pallacanestro qua. Ecco, ragazzi, voi lo conoscete tutti, vero? Sì, Tiziano è stata una grande estrella del basket. Tiziano, un saluto da parte tua. Mi fa grande piacere vedere che a Cividale è ritornato il basket di un certo livello, quindi sono molto molto contento e spero che raccogliamo le stesse soddisfazioni che abbiamo avuto quella volta lì, che ancora sono vive dentro di noi. Grazie Tiziano. Grazie Tiziano, che sarà sicuramente presente sugli spalti a seguire la squadra della partita. Domani si parte, ragazzi. Adesso noi ci presentiamo alla comunità. Chi passa in macchina, a macchina non si va, ma anche che qui magari vive il sabato cividalese in centro dirà: chi sono quelli? Noi siamo le web Gesteco Eagles Cividale, con grande orgoglio, con grande voglia di iniziare, con grande voglia di dare un messaggio importante, che lo sport vince, che lo sport unisce, che lo sport ci spinge oltre ogni tipo di difficoltà. Noi siamo carichi, caro
Adriano, non vediamo l'ora di partire, di onorare il marchio che abbiamo sulla maglia, ma sono tanti sponsor che ci stanno aiutando. Devo dire che è stato bellissimo questo aiuto popolare che si è sviluppato, ne siamo orgogliosi e speriamo di allargare sempre di più la nostra famiglia. Io chiederei proprio a te, Adriano, se vieni un attimino qua a portare il tuo saluto in rappresentanza di tutto quanto il mondo imprenditoriale che sta sposando questo progetto. Grazie, Adriano. Perché Davide è alto. Buongiorno a tutti. Io sono emozionato davanti a questa piazza perché mi riporta indietro un po' di anni e in questo senso saluto il mio unico presidente che è Enrico Bono, che per me rimane il presidente del basket Cividale, perché abbiamo fatto grandi anni insieme a lui, Lorenzon, a Nobile. Mi fa molto piacere, diciamo, incontrare qui in questa occasione. In questa occasione, Assessore, perché effettivamente è molto importante questo progetto che parte dalle radici, no? Parte da un sistema di territorio che insieme ha voluto riproporre un qualcosa di importante, rivolto principalmente ai giovani. Il fatto di rimettere in moto il palazzetto, che effettivamente era un grande peccato vedere questa bellissima opera spenta, e quindi credo che questo progetto che nasce dalla base ha tutti gli ingredienti per essere un progetto fortunato, e questo è l'augurio che faccio a tutti, perché la speranza è proprio perché possa dare vita, quella vita che c'è stata già in passato relativamente al basket e che possa essere ancora migliorabile. Quindi il fatto che ci siano queste presenze sta a testimoniare che questo progetto ha delle radici. Nasce oggi, ma con delle radici profonde che riportano al passato e ci danno la prospettiva per il futuro. Quindi un grazie anche all'amministrazione che ha creduto a questa iniziativa, e speriamo che, diciamo, i risultati arrivino. E sicuramente noi siamo al vostro fianco e diciamo che cercheremo anche di contribuire per riempire il palazzetto. Questa sarà la più grande soddisfazione, e direi in bocca al lupo per qualsiasi cosa. Grazie a tutti. Grazie mille, Adriano. Vedo tanta bella gente, cerchiamo di coinvolgere un po' tutti, però Beppe, Adriano Lucci ti ha chiamato in causa, allora è anche per noi motivo di piacere oggi dare il benvenuto alla nuova giunta che si è insediata ieri, credo, no? Tu sei stato confermatissimo, lo dico io, non lo dici tu, sei stato, posso dirlo, il più votato nel comune di Cividale, i numeri parlano ogni tanto, no? Quindi complimenti e buon lavoro a te, all'amministrazione, e noi cercheremo di dare il massimo. Stiamo già portando il nome di Cividale in giro. Quando leggo sui giornali, sui social, Cividale Terra, dico mamma mia, a te la parola. Scusate, come vedete non giocavo a basket, quindi abbasso un attimo il microfono. Innanzitutto porto il saluto da parte del sindaco Bernardi, che oggi è impegnata in un'altra sede, ma che ha seguito passo passo, anche a scadenza del passato mandato, ogni fase per arrivare qui ad oggi, e che sicuramente vedremo presente anche al palazzetto dello sport di Via Perusini, al quale vogliamo dare anche un nome e non chiamarlo più solo Palazzetto dello Sport di Via Perusini. Su questo ci stiamo lavorando e speriamo che a breve potremmo insieme annunciare il nuovo nome del palazzetto, che ad oggi vede una parte delle tribune dedicata a uno di quelli che è stato un po' un simbolo della nostra città nel mondo della palla a spicchi, ovvero Adesio Flebus, e questa iniziativa proposta da Davide ha rafforzato in me, ma in tutta l'amministrazione ancora di più, la convinzione che questo progetto sarà sicuramente un valore aggiunto per la nostra città. Ci crediamo molto, non è un'iniziativa che si ferma solo a una squadra di basket che speriamo possa volare più in alto possibile, visto anche il nome, le Aquile, ma ci sono tante cose collaterali che abbiamo già potuto studiare insieme e abbiamo capito che sono fattibili. Adesso dobbiamo solo rimboccarci le maniche e iniziare
a lavorare per rendere concreto ciò che al momento è un progetto. Per me, che ho seguito lo sport nei 5 anni passati, come ho detto anche in un'altra occasione, è motivo di grande orgoglio, perché avere una città come Cividale, che storicamente è sempre stata una città molto legata al mondo del basket e che per 14 anni, 15 anni non aveva avuto più la possibilità, se non quando abbiamo ospitato l'Apu nella prima stagione di A2 nel 2016, non avere più la possibilità di andare in via Udine al Palazzetto Martiri o al Perusini, che era stato costruito anche per quello, e poter vedere una partita di basket era veramente un qualcosa che faceva male alla città. In un colpo solo abbiamo raddoppiato. Nel 2015 la famiglia Fontanini, che vedo qui presente, insieme alla Poliposportiva dell'amico Giffoni, hanno fatto rinascere la Longobardi Basket. Hanno fatto un percorso di 5 anni partendo dal settore giovanile, e alla fine di questi 5 anni si è concretizzata la possibilità di poter tornare a respirare il grande basket qui a Cividale. Infatti avremo le Eagles il sabato al palazzetto di via Perusini, ma il venerdì sera potremo anche andare in via Udine allo storico palazzetto che ha sempre visto protagonista la Longobardi, con Capitan Nobile che vedo qui vicino, per vedere una prima squadra della Longobardi Basket che partirà dalla Serie C, grazie ovviamente all'importante lavoro che ha fatto Davide e che ha dato anche questa chance. Quindi capite che nel giro di 6 anni, da 0 passare, non dico a 100, ma a 90, non può far altro che riempirmi di orgoglio, e non posso far altro che ringraziare persone come Davide Mikalic e la famiglia Fontanini per averci creduto. Poi ovviamente è sinonimo di garanzia chi sta appoggiando questo progetto. Parlo della famiglia Gesteco, che torna a sposare il basket a Cividale, e tutti anche gli altri sponsor che stai riuscendo a coinvolgere, che sono quasi tutti del territorio. Questo per noi è molto importante. Cividale ha un forte spirito di appartenenza, quindi che dire, coach Pilastrini e Capitan Fattori, il primo storico capitano delle Aquile. Cividale adesso sta iniziando a conoscervi, sta a voi far sì che i cividalesi si appassionino alla vostra squadra, e sono sicuro che vi seguiranno nei momenti buoni e anche nei momenti difficili. La cosa importante è che non vi sentiate ospiti di questa città, ma che voi già adesso, spero, vi sentiate cividalesi a tutti gli effetti. Benvenuti e in bocca al lupo. Bravissimo Beppe, in realtà vivono tutti qua, a parte, fa anche quasi rima, no? A parte Ricky Truccolo, che però è la nostra scheda impazzita, vero Ricky? Che sta a Udine. No, però è evidente la voglia di veramente interagire col territorio. Qui grazie per le belle parole. Max Fontanini ti ha chiamato in causa, vieni, c'è anche questo progetto importante parallelo, ma che integra, perché qui non è solo Serie B, anche la Serie C. La Serie C come Longobardi, quindi venerdì sera abbiamo fatto insieme, alcuni dei ragazzi giovani nostri sono tuoi ragazzi, oggi il tuo patron, lui è Galliani e Berlusconi e Giffoni, il Berlusconi non sa dove sia, a te la parola Galliani. Perché sgancia, no? Giusto? Dus, è colpa tua comunque, no? È vero, Assessore, che siamo ripartiti da 5 anni, però i tempi erano maturi per partire anche noi. Dus, credo che 7 mesi fa nessuno avrebbe pensato che ci saremmo ritrovati qui, è nato tutto così, col passare dei mesi, e speriamo di poter vivere una stagione importante, sia appunto in B che in C Silver.
In particolare negli ultimi mesi, quando si stava rovistando nelle soffitte, tirar fuori le magliette di quando giocavo, perché giocavo anch'io, anche se adesso non sembra, trovavo le maglie Gesteco, no? Col presidente Ricobono che mi faceva pulire il parquet, e con Gifo che perdeva la promozione con San Daniele contro Cividale nel 94. Devo ringraziare i miei genitori chiaramente, perché se no non sarei qui, e speriamo appunto che sia una stagione molto ma molto importante e lunga. Grazie. Soprattutto lunga. Abbiamo tante persone che ci aiutano anche a livello dirigenziale. Io vedo là dietro mio fratello che mi ha appoggiato anche a livello societario, vedo Filippo Carniello che è entrato anche lui in società. Charlie, sembra incredibile, ma anche lui ormai ha messo la testa a posto. Io vorrei chiamare in rappresentanza di questo gruppo che si sta creando e che andremo a ufficializzare a breve Alessandro Zaccheli, che per me è stato un maestro, con cui ho condiviso un'esperienza magnifica alla Snaidero e che oggi è qua in rappresentanza di tanta bella gente che vuole essere presente. Grazie Ale. Grazie Davide. Buongiorno a tutti. Allora, per aggiungere qualcosa alle belle grandi cose che avete già detto, no? Questo progetto parte dalle fondamenta e cito 3 persone che sono le fondamenta di questo progetto. Non voglio escludere gli altri. Tutte le persone qui e tante altre saranno importanti, però ci sono Davide, mio amico da 22 anni, lo assunsi nel giardino di casa mia quando ero uno studente e gli dico: vieni a fare comunicazione con noi, che partivamo nel 98-99 col progetto che poi ci portò anche in Serie A. E quindi Davide, siamo amici. Quest'estate mi diceva: io voglio fare basket, io ossessivamente, sta fermo, stai buono, pensa. No, io voglio fare basket. E ha trovato questo link con Cividale. A Cividale mi dice: e poi voglio un allenatore che mi capitani il progetto per 3 anni. E ha preso Pilastrini, ha definito, si sono messi d'accordo sulla parola. Hanno detto: facciamo questa cosa assieme. Pilastrini è stato allenatore della Snaidero, il rapporto fra me e lui è sempre stato buono, ci siamo rivisti più volte negli anni, e quindi è una persona squisita, stimata, competente, profonda, una bella persona. A un certo punto Davide, ero a Lignano, mi chiama, mi dice: Adriano Lucci sponsorizza il progetto. Bellissimo. Quindi hai un'anima tecnica, un'anima comunicativa generale e anche l'anima imprenditoriale. Quindi si è creato un nucleo di persone attorno alle quali Davide ne sta aggiungendo tanti altri, che secondo me sono le fondamenta. Devi partire dalle fondamenta. Quando hai questi soggetti, il progetto parte già bene, no? Poi con tutte le aggiunte, la parte femminile, Longobardi di Fontanini, Andriola e il suo progetto, cioè sta aggregando tantissimo. Secondo me questo progetto è destinato a crescere, ne vedremo delle belle, a mio avviso. Complimenti a tutti, complimenti a te per primo, ma a tutti. L'amministrazione, ne parlavamo prima, siamo felici che possa riprendere in mano il discorso che aveva fatto. Adriano ci si conosce, ci si capisce. Aggreghiamo ancora chi ha energie o risorse da portare, non solo soldi, anche idee, anche personaggi. Beh, facciamolo, no? Può diventare un progetto veramente interessantissimo. Buon lavoro a tutti. Bravo Davide. Beh, hai detto parole bellissime e credo che tu abbia detto tutto. È un progetto che vuole essere di tutti, del territorio, che vuole durare tanti anni, ma che veramente venga condiviso al di là poi di chi è il presidente. In questo momento tocca farlo a me, ma io sono pro tempore. Adriano non vuole farlo, quindi tocca farlo a me. Alberto, scusa, vieni, ti ha citato anche Zach come Baschin, ma come uomo di basket cividalese storico. A te la parola. Buonasera, naturalmente sì, sono già oltre, sono già alla partita. Vabbè, per me è un'emozione particolare, sono stato l'ultimo allenatore che ha fatto, diciamo, la pallacanestro di un certo livello. Arrivammo alla finale, alla semifinale, alla bella della semifinale per andare in B1, quindi ragazzi, ecco, diciamo che capite che c'è emozione. Avremmo dovuto giocare noi l'anno dopo nel palazzetto in cui voi esordite, quindi per me è una grande cosa, perché sarò con voi, soprattutto col cuore. Bene, sono qui col Baskin, che è una cosa che spero potrete apprezzare. È uno sport inclusivo, una pallacanestro in cui normodotati e disabili giocano insieme. Adriano Lucci ha voluto
profondamente che insieme a questo progetto di pallacanestro ci fosse anche questa. La sua azienda già ci sponsorizza come Zio Pino Baskin di Udine. Noi siamo quell'associazione che ha portato il basket in Friuli Venezia Giulia 1 anno e mezzo fa. Ormai ci sono quasi una dozzina di squadre che lo stanno praticando, e questo per me, che sono stato il tramite, è una soddisfazione enorme. Noi siamo pronti a partire. Purtroppo, come potete ben capire, chi governa il Baskin ha come obiettivo primario quello della salvaguardia della disabilità, per cui queste normative Covid ci obbligano a essere sostanzialmente bloccati. Martedì ricominceremo con delle restrizioni pazzesche, ma comunque lo faremo. Quindi su Cividale siamo pronti a partire. Appena il Signore ci darà la possibilità di ricominciare, ricominceremo, e spero di coinvolgere qualcuno di voi anche, e qualcuno dei ragazzi del settore giovanile, perché in questo sport servono anche giocatori di pallacanestro veri. Quindi ecco, l'augurio è quello che questo progetto possa essere davvero un progetto di inclusione totale, inclusione di imprenditori, di persone attive e anche di gioco tutti. E naturalmente in bocca al lupo e forza Cividale. Vi accorgerete di quanto quello che abbiamo lasciato noi lo ritroverete in tutti i campi. In bocca al lupo, ce la farete. Grazie Albe per le tue parole bellissime. Io adesso magari che abbiamo anche il co-preparati coach, vi ha portato il saluto, però è bello questo passaggio anche di testimone da Alberto Andriola a Stefano Pilastrini. Io ringrazio di cuore tutti i dirigenti che mi supportano, perché Adriano, se non avessimo anche una base umana di volontari che ogni giorno si immolano per lo sport, per la pallacanestro, per il territorio, che non è una banalità, è l'assoluta verità. C'è un amore qua da queste parti, cari ragazzi. Voi Friuli magari non lo conoscete, beh, qualcuno sì, molti di voi sono di qua, ma qui Friuli ti entra dentro, noi sentiamo in maniera morbosa. Io poi lo ammetto, sono assolutamente dominato da questa sensazione di totale dipendenza dal territorio a cui voglio restituire qualcosa. Quindi se noi riusciremo a entrare in sintonia, vedete che ci divertiremo un sacco. Ma il legame col territorio è fondamentale e contraddistingue questo gruppo di lavoro che si immola la causa per voi. E io oggi, a nome di tutti, vi chiedo di fare un applauso per Stefano Witt, che compie 60 anni. Dove sei, Steve? Fatti vedere, vieni qua, fatti vedere. Questo personaggio qua ogni giorno prende il furgone da Udine, porta i ragazzi su e giù, fa le navette e li mette in condizioni di allenarsi al top, sempre col sorriso, sempre con massima disponibilità. Buon compleanno Steve e altri 60 di questi giorni. A te la parola, coach Pilastrini. Ma intanto ringrazio veramente per le belle parole e oggi è una giornata molto bella, così si valorizza ancora di più questo posto bellissimo in cui siamo, ma per tutte le cose che vengono dette, perché ci rendiamo conto che facciamo parte di un grande progetto, di un posto dove c'è una storia straordinaria, la storia, ma anche la storia di pallacanestro. Fra l'altro ieri sera proprio leggevo il libro di Pozzecco, che mette dedica una parte lunga del suo libro ai suoi inizi, che sono stati qui a Cividale. Adesso ho sentito nominare Desio Flebus, contro cui io ho giocato nei miei primi anni da assistente allenatore, ho giocato nella mia squadra, non sapevo neanche che avesse finito la carriera qui a Cividale, e Pozzecco spende parole per quella situazione, quel campionato. Insomma, viviamo in un posto dove anche la storia di pallacanestro è una storia importantissima, e noi facciamo parte di questo, quindi questo è un orgoglio importante. Siamo stati scelti per un progetto, le parole che sono emerse dappertutto sono le fondamenta, no? Il creare le basi, il voler crescere da un punto di vista societario, da un punto di vista di legame con la città, di legame con l'ambiente, e noi da un punto di vista tecnico. Abbiamo costruito una squadra piena di giovani, qualche veterano diciamo scelto in modo molto mirato per poter essere una guida per i giovani. Cerchiamo di lavorare di giorno in giorno per migliorare. La cosa più bella che vogliamo fare è crescere, essere ogni giorno un po' più bravi, ogni giorno più pronti, ogni giorno più attenti, non essere mai angosciati. La cosa che mi ha chiesto subito Davide, non mi ha chiesto risultati, mi ha chiesto leghiamoci col territorio, facciamo una squadra che sia un piacere vederla, e noi vogliamo essere una squadra che fa vedere
che tutti i giorni vogliamo diventare un po' più bravi, che tutti i giorni vogliamo imparare da quello che facciamo. Se perderemo delle partite impareremo anche dalle sconfitte, cercheremo di perdere il meno possibile, perché chiaramente è bello così, però vogliamo crescere, vogliamo migliorare e vogliamo essere degni di un posto così importante, così con tanta tradizione e con persone che ci amano e ci vogliono bene, come si dimostra anche in questa mattinata. Grazie a tutti. Grazie coach. Prima di dare la parola al capitano con cui chiuderemo questo giro, capitano, aspetta, io vorrei chiamare 2 giocatori però, il pre e la guardia, Charlie e Pippo, venite qua, scusate, siete 2 brutti uomini, venite qua. No, vieni Pippo. Questi 2 ragazzi erano playmaker e la guardia, uno tirava piuttosto bene a 3 punti, quello con i capelli un po' da reggaeton lì, e l'altro invece il Pizzul era un bravo playmaker. Ecco, il messaggio vostro, dite qua, che potete dare a questi ragazzi avendo giocato qua a Cividale. Facciamo fare prima. Mamma mia, il messaggio che posso dare a questi ragazzi qua è solo di divertirsi. A Cividale c'è tutto, io ho passato qua 4 anni fantastici, quindi però la base di tutto è il puro divertimento, perché dobbiamo vivere la pallacanestro e lo sport come divertimento, non ossessione. Questa è l'unica cosa che posso dire. Tocca a te. Anch'io mi associo a un augurio di divertirsi e un augurio di riportare il pubblico di Cividale a Cividale. Questa è un'occasione storica e speriamo che le vittorie e la passione che c'è stata a Cividale ritorni in un palazzetto che come avrete avuto modo di vedere è molto accogliente e aspetta solo di accogliere tutti i cividalesi che torneranno sicuramente a sostenervi. Grazie Charlie. Allora, capitano, a te la chiusura, in rappresentanza della squadra, hai sentito quante belle cose, quanta aspettativa in senso positivo c'è nei nostri confronti, ma quanto affetto, quanto amore, a prescindere, e credo che non sia poco. Quindi io ringrazio veramente Cividale, Beppe, porta a nome di tutti noi, a tutta la tua comunità, questa sensazione che è nato bene questo matrimonio e si svilupperà bene. Noi vi aspettiamo veramente tutti al palazzetto, perché sperando di poter entrare tutti, ma guardiamo positivo, cercando veramente di passare dei sabati sera di festa, a spingere la squadra verso i massimi risultati al Pala, si può dire cos'è il no? Via Perusini, al Pala Gestecolo, dico io, al Pala Gestecolo, tanto io sono super partes. A te capitano. Grazie mille, niente, ci tenevo a ringraziare tutta Cividale perché in questo primo mese ci ha accolto veramente alla grande, abbiamo comunque veramente sempre sentito una grande affetto, grande curiosità e soprattutto effettivamente si sente dalle parole di molte persone che sono intervenute, c'è già molta competenza e la storia comunque anche cestistica è ben presente qua, quindi niente, il nostro sogno ovvio è quello di vedere un palazzetto gremito e sappiamo che siamo in un momento particolare, però è ovvio che a una squadra soprattutto giovane e ambiziosa, perché no, avere un palazzetto gremito è proprio quel quid in più per fare una stagione che noi speriamo sia memorabile, per poter costruire qualcosa, per restituire appunto alla cittadina, che comunque per noi è, insomma, vorrebbe dire avere compiuto comunque qualcosa, quindi grazie veramente, vi aspettiamo al palazzetto, veramente, grazie. Grazie capitano, prima di chiudere abbiamo detto tante cose belle. Adriano, facciamo un riassunto, vai a te. Io chiederei a Rico Bono, Luciano dove sei? Vieni qua. E a Davide? Mettiamo la mascherina. Sì. No, ci tenevo a fare questo raggruppamento perché qua abbiamo il passato, il presente e il futuro, e volevo ringraziare Davide, ma soprattutto per la sua passione, per la passione che trasmette, e devo dire che è stata una delle cose che ci ha convinti, perché diciamo il nostro progetto parte dalla famiglia, quindi ha convinto la nostra famiglia che questa cosa è una cosa bella, quindi ci tengo particolarmente a darti un ringraziamento in anticipo rispetto a tutti i programmi. Grazie Adriano. Soprattutto per la passione che stai dedicando e per l'atteggiamento che hai rispetto al territorio. Io credo che questo sia il vero valore che contraddistinguerà il nostro progetto. Quindi questo è un abbraccio molto forte, dobbiamo staccarci adesso perché altrimenti... Grazie.
Grazie Adriano, io purtroppo sono vecchio, poi mi commuovo, è meglio di lasciar perdere. Andiamo a bere un thai. Se qualcuno ha qualcosa da chiedere, tanto siamo in piazza, se no possiamo anche andare da Paolo Bartolini. Paolo è già andato via? Non lo vedo. Devo preparare. Quindi facciamo una bella foto, sì, certo. Io vi ringrazio tutti. Lì c'è Consuelo. Ricordo che il birrificio qui di Cividale, il birrificio al Forum Iuli, che poi è uno dei nostri grandi amici che ci ospita anche chi viene, ma chi mangia al birrificio, ragazzi di voi? Fatevi vedere. Abbiamo il monastero, giusto per dirti, il monastero. Per me è sempre Mischis, poi non so come si chiama adesso. Noi arrivavamo da Udine e andiamo tutti a mangiare da Mischis, no? Abbiamo il birrificio. È bellissimo avere questa ospitalità da parte. Chi è che mangia da Mischis sulle mani? Tutti. Il monastero sei solo tu invece, Pietro, no? Ho dimenticato qualcosa? No, poi abbiamo dal magico Ippolito Galliano. C'è Ippolito? Ippolito si va a mangiare siciliano, facciamo un po' di pubblicità, no? Chi va da Ippolito? C'è per tutti. Questi mangiano e bevono, altro che giocare a basket. Quindi ringraziamo il territorio per come si è posto e devo dire che questa è la cosa più bella. Se vedrete tanti giocatori in giro con questa felpa, siamo noi. Vi aspettiamo al palazzetto, Consuelo è lì. Ci si può abbonare qui a Cividale al birrificio dell'amico Giovanni, che è un caro amico che è grande appassionato di basket, e se no da noi a Udine, al Campo Formide, al mio pub, al BH Pub, ci si può abbonare fino al limite di posti, è possibile, poi speriamo che le norme ci aiutino. Quindi direi foto di squadra, io ringrazio tutti, anche Roby Zaniti. Ciao Roby! Ragazzi, se scrivesse lui di voi vi massacrerebbe, quindi speriamo che non scriva. Roby? È una penna storica del Friuli. Io spero di non aver dimenticato nessuno, ringrazio anche gli amici. Gli abbonamenti cosa ho detto? Ho detto gli abbonamenti da Consuelo, sì. Giusto mi ricorda Steve. Abbonatevi. Grazie a tutti, buona domenica. Domani siamo a Mestre, la prima partita, poi domenica prossima vi aspettiamo, leggete sui social, in base a quello che uscirà, giocheremo alle 18 al Palagesteco contro Monfalcone, primo derby stagionale. Insomma, è Supercoppa, vale quello che vale, però sono sempre partite ufficiali e noi ci teniamo a fare bella figura. Poi domani, magari verso le 6, date un occhio alla televisione, magari chi lo sa, ok? Siamo a Mestre, vedremo, dai. Ciao a tutti, grazie a tutti. Foto.